che veniva eletta Miss Veneto per il concorso più ambito di Miss Italia. Però quella che presenta con me è stata nel 1997 Miss Veneto e poi ha partecipato, adesso leggendo capirete tutto. Arrivava così a Riolo Terme assieme ad altre 210 ragazze. Qui viene intervistata da Gianni Minà per la sua intraprendenza, l'unica nella storia del concorso a recarsi autonomamente con la propria auto senza nessuno a fianco, per cui la vedete già una ragazza determinatissima, oggi è mamma, supera anche le prefinali e approda a Salsomaggiore per la finale in diretta sulla Rai, che la vede tra le 100 ragazze più belle e poi fra le 80. Ve la presento subito, io ho parlato della bellissima Mara Pestrin. Ho detto bene, ho detto tutto, ho letto tutto qua. Hai detto tutto, Marco. Buonasera a tutti, sono felicissima di essere qui con voi. Qui c'è tanta trepidazione dietro le quinte, ci sono le ragazze che sono arrivate tutte entusiaste. Quindi io direi, Marco, che possiamo intanto cominciare da loro, di modo da farci una bella cornice. Allora direi che possiamo iniziare la nostra serata di bellezza. Invito le ragazze a congedarsi perché poi inizieremo quello che è la vera e propria gara. Prego. Grazie all'autorità, grazie ai giurati che poi dimensioneremo. Le nostre ragazze sono pronte, direi di cominciare con la prima, sottofondo musicale per incontrare la nostra numero 1. Si chiama Serena Zanon, arriva da Cappelletta di Noale e ha 25 anni.
Grazie, un ringraziamento vi dovete sopportare, però bisogna ringraziare che mi ha dato la possibilità di fare questa serata. Gli amici chiamonisti li abbiamo menzionati, ma li citiamo ancora. Grazie al Comune di Trepasenica, alla Regione Veneto, la provincia di Padova, la provincia di Venezia, la provincia di Treviso, siamo a cavallo di tutte le province, la CNA di Padova, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e la FITA. Grazie a loro. La numero 2 Emilia Cazzaro arriva da Sant'Ambrogio di Trebaselega e quindi gioca in casa, mi raccomando fate sentire il tifo e ha 14 anni. Grazie al direttivo dell'Associazione Amici dei Camionisti, Franco Tosanto che è il presidente, l'abbiamo sentito, Fabrizio Rossetto vicepresidente, Pierluigi Dalle Fratta segretario, i consiglieri Luca Casari, Giacomo Fusatto, Giorgio Pizzolato, Angelo Negrisoli, Martino Comierato, magazziniere Maurizio Casari, aiuto magazziniere. Grazie a loro. La numero 3 Francesca Barbato arriva da Padova e ha 17 anni. Grazie allo sponsor ufficiale di questa 23esima festa del camionista, grazie a sponsor MTG Metal Trade G Sam Società Alluminio Veneto, grazie. La numero 4 Giulia Farber arriva da Mestre e ha 16 anni. Tutti i grandi episodi che vediamo esposti lungo tutto, hanno invaso tutta Trepaselega proprio per questa festa e ci tengono tantissimo le case automobilistiche dei bisogni della strada, ci tengono a venire proprio, sostengono gli organizzatori perché ci tengono veramente a questo momento. Grazie a Scania Leivagli e Fuzzol San Fior Treviso, DAF Luprimatic, Veicoli Industriali Padova, la Iveco Industrial Gas di Chieri. La numero 5 Sofia Ferraretto arriva da Pico d'Arzere e ha 17 anni. Grazie a Manna Gazzola Track, Castelfranco, Picciato Trasporti Provinodesi, la SAB SPA Società Lumino Veneto, Scappingo San Giorgio delle Pertine. La numero 6 Nicole Valentini arriva da Fiumicello di Campodassimo e ha 16 anni.
siete un pubblico meraviglioso, perché vedo che senza richiedere gli applausi la fate, grazie, e incoraggiate le ragazze, fatele sempre a tutti e sicuramente loro sono contenti. Io parlo con i giurati un attimo, ma già vedo che i giurati ogni tanto appoggiano la penna sul foglio. Al termine del foglio, la parte finale del foglio, c'è scritto tutto, il voto va da 1 a 7 con la possibilità del mezzo punto. Questo è il momento dell'abito da sera, è il momento che fa, poi alla fine c'è scritto primo voto per gli abiti da sera, secondo voto le stesse ragazze in costume, poi alla fine dovete decidere il voto che date, la colonna finale, dove il dottore Stefano Renato farà i conteggi. Avete dato 5, avete dato 7, dovete decidere quello che dare, però il conteggio viene fatto sul voto finale. Da adesso date un giudizio e poi il conteggio lo fanno sul voto finale. Ecco, osservatele bene, non voglio essere nei vostri panni, perché essere giudice sono 13 le fasce, tantissime le ragazze, le vorremmo dare a tutte le fasce, però la vita già per sé stessa è una selezione. La Mara ne sa qualcosa, perché di selezione ne ha fatte tante, le ragazze pure sono consapevoli, però da parte nostra lo diciamo, i giurati abbiamo solo scritto i nomi, non abbiamo condizionato nessuno, le nostre sono momenti di bellezza così al cuore, così senza tanti. Qualcuno, il genitore mi diceva a 14 anni devo scrivere, fare la firma, dico guarda, c'è il genitore, l'autorizza lei, ci siete, anche se sono minorenni lo fanno lo stesso. Nulla, tutto qua, vi ringrazio e buon lavoro ai giudici. Vai Mara. Numero 7, Alessia Cateni, vive a Castelfranco Veneto e ha 17 anni. Ringraziamo sempre Consol Holding, Gruppo Tre Baseleghe, Associazione Motori e non solo, un gruppo di amici, un'associazione che fanno un giornale che è distribuito nell'Alta Padovana e loro parlano di motori, di bisogni della strada. Fiorese Gruppo, Rossano Veneto, Fiorese Bernardino e Fiorese Ecologia sono 4 i momenti di Fiorese. Grazie a Maragno Massimo, impresa Etica. Con il numero 8 abbiamo Brenda Torresi, arriva da Fanzolo di Videlago e ha 15 anni. Grazie ad Azzurra Bianchi di Tre Baseleghe, grazie alla pasticceria Zizzola Tre Baseleghe, pensate, dolce dal 1895, sì, oreficeria Zoli Alessandro a Camposamino. Numero 10, Vanessa Tanchin, vive a Villa del Conte e ha 17 anni. Grazie alla Fioreria Passano di Tre Baseleghe che gli omaggi floreali alle misse il verde qui sul banco, l'anello del parco. Grazie a LAI, l'Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi, il gruppo Atea Petrini Campo San Piero. Ringraziamo il dottor Di Piazzi, il dottor Danini e la dottoressa Cavalli. Tutte le amiche e parenti della signora Renata Conte in Petrino. Numero 11, Jessica Zuanetto di Villa Franca Padovana e ha 17 anni.
Cosmesi, prodotti per capelli, corpi, accessori, abbigliamento, per parrucchieri, estetisti e Viale Europa San Martino di Lupari, grazie a Gianni Volpato. Numero 13, Pamela Pezzato di Gardigiano di Scorzè e ha 16 anni. Punto Moda Arredo, c'è proposto da Punto Moda Arredo, abiti da cerimonia, uomo, donna, tende da interno ed esterno, arredo casa con flash e passerella. Ringraziamo i titolari, la signora Gianna, la Catiuscia, Ivan, la trovate in via Lovara a Santa Ofelia, Punto Arredo. Con il numero 16 abbiamo Maria Busellato di Torre Belfici, 17 anni. C'è un annuncio che facciamo anche per le ragazze, la vincitrice della fascia motori e non solo, che ce la faccio uno sponsor in serata, la vincitrice di quella fascia sarà premiata dedicandogli un servizio fotografico nella seconda uscita bimestrale della rivista Passione Motori e non solo, distribuita nel territorio. Con il numero 17 abbiamo Valentina Nalesso di Caselle di Santa Maria di Sala e ha 17 anni. Rivolgendomi ai giudici, fanno email, telefonano, messaggi, però ecco, noi dovete dare il voto solo ai numeri che vengono enunciati. Ecco, se c'è qualcuno che non viene, per non stare a rifare tutto l'elenco con i numeri, perché sono fotocopi che servono a tutti, all'ultimo momento magari non si presentano, voi dovete votare il nome che dice la Mara e il numero che praticamente è in passerella. Qualcuno può saltare, non c'è continuità nei numeri, grazie. Numero 18, Jessica Pellizzaro, arriva da Stra e ha 19 anni. Grazie all'Antoniana Caffè che poi omaggia le ragazze. Antoniana Caffè SRL, Torrifazione di via Fonsalda Rustica, per aver offerto la confezione di caffè alle miss, grazie al dottor Marco Boldri e il signor Negrin Gino. Con il numero 20 abbiamo Ambra Bottaccini, vive a Piombino Dese e ha 19 anni.
Grazie alla tabaccheria La Torre, valori fondanti, ricariche telefoniche, auto, canone, live, utenze varie. Grazie per aver curato l'aspetto del computer, idea guai, articoli regalo, bomboniere, partecipazioni via Roma a Massanzago, titolare la signora per le fasce in raso. E abbiamo con noi adesso il numero 21, Lumi Simansky, è di Belluno e ha 23 anni. Grazie all'Associazione Marinai in Congedo, Marinai d'Italia, voluto da un amico Franzini, iscritto ai suoi amici, un ricordo del passato in marina militare. E andiamo avanti con il concorso con la numero 22, Ilaria Celotto, arriva da Mestrino e ha 15 anni. Continuiamo con la numero 23, Anna Pagin, arriva da Padova e ha 17 anni. Grazie alla console, vi ho citato prima, vi ho citato i nomi. Sì, grazie, ecco, complimenti, veramente siete bravissimi, la console è importante. Grazie, ripetiamo agli sponsor, grazie a SEDAC, STG Studio associato Renato e Tobacco, grazie al dottor Stefano Renato per il calcolo e i voti alle miss, c'ha il suo gioiello, lo porta sempre dietro la signorina Emma. Dove sei, Marta? Ciao Emma. Con la numero 24 abbiamo Ilaria Maiolo, vive a Padova e ha 17 anni. Dobbiamo ringraziarle, sempre presenti in questi momenti poi che si dicono per televisione, nei momenti proprio di festa. Sappiamo quando sono importanti le forze dell'ordine, i carabinieri, il maresciallo Piccolo, qui comandante della stazione dei carabinieri qui di Terpaserca, la polizia del Capo San Pierese, il comandante Walter Marcato, il vice comandante Luca Meneghini, la protezione civile, il responsabile e coordinatore è Federico Settimo. Grazie alle forze dell'ordine. E anche il numero 25 gioca in casa, si chiama Beatrice Gasparini, vive a Trevaseneghe e ha 15 anni.
Grazie, io devo ringraziare degli amici veramente cari da anni che collaborano con me, al Prosdogimi Alberto che è il marito poi della Marilena, la signora che ci cura i festeggi, che abbiamo occasione di conoscere, grazie anche alla Mary che per tanti anni ha sfilato con noi. Ed è vostra compaesana anche la numero 26, si chiama Erika Marazzato, è di Tre Baseleghe e ha 15 anni. In auto non dovete bere, dovete essere con la testa collegando, il cervello collegato a tutto il resto del corpo, però sicuramente potete sentire grande musica a tono basso senza disturbare, roba del genere. Se volete qualcosa di veramente una discoteca viaggiante, rivolgetevi ad Armando Amadio in via dei Five a Loreggia, che poi omaggia anche le ragazze. Un grazie va per il Gazzettino, che poi vedremo la foto delle ragazze in fascia. Il Gazzettino Michelangelo Cecchetto stasera è quel di Jesolo per la finale di Miss Italia. Per il Mattino Erika Bollettini, le foto grazie ai fotografi che fanno le foto, per cui buon lavoro a loro, grazie. Numero 27, Alice Pezzato, è di Scozzè e ha 21 anni. Con il numero 29, Zoe Meini, arriva da Fratte e ha 16 anni. Adesso c'è una sorpresa per noi, è un'abitudine per noi presentarla. Dicevamo la Mary, sua figlia, ha fatto tanti concorsi in bellezza, adesso è impegnata con il lavoro, però la signora Marilena Pesce, sai, le mamme venivano dietro le quinte, li trucca, gli danno la passata. Marilena, eccola qui, già è uscita, eccola qui. Le mamme vogliono truccare, praticamente le fa quando non c'è il trucco, non c'è il parrucco. E allora la Marilena tantissimi anni fa dico guarda ti rusto capito, sono un terrone, arrivato col barcone, dico Marilena mi dai una mano, ormai da 20 anni che collaboriamo, lei si è innamorata del concorso di Miss e lei ha partecipato a tanti concorsi, però di Miss Mamma, Miss Suocera. Marilena, ti passo il microfono. Buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi, questa serata stupenda, anche se il tempo speriamo che tenga. Quello che posso dire, grazie anche a Marco da tanti anni che ci conosciamo per queste sfilate, e cosa posso dirvi altro? Un buon divertimento a tutti e buona serata. Allora, ecco qua, Damiano, sì, Damiano, e sei tu? Sì. Ecco
Ecco qua Damiano, consegni il fiore alla signora Marilena, grazie per il lavoro che fai, grazie. Bacino. Grazie Damiano, grazie Marilena, ritorna al tuo lavoro dietro le quinte, grazie. Ma che ci sta adesso? Non lo so.